Worse Than Barras, questo era Grazie mille. il primo brano e io adesso non so se è un estratto da questo album che ho qui in mano, che penso che sia il vostro ultimo lavoro, che si chiama Worn Out. Dico Esatto, bene, sì, Worn questo Out. era un pezzo vecchio che ci presenta, insomma, invece Worn Out è proprio l'ultima nostra creazione. L'ultima vostra creazione, vedo qua ci sono 9 brani, tutti quanti in inglese, diciamo, e quindi allora mi viene subito da chiedervi, questo nome Worse Than Barras, chi è questo Barras? Questo Barras, esatto, in realtà volevamo un nome corto, immediato, che fosse facile da ricordare, quindi Worse Than Barras è un po' automatico, diciamo. Vi è venuto così automatico, è stata una specie di cosa Esatto. così. Quasi... Barras è un mio amico sardo che si chiama Marras in realtà. ho Poi capito. un giorno col raffreddore è diventato Barras e da lì peggio di lui e voilà. E l'avete trasformato. E siamo arrivati. Benissimo, allora adesso che siamo in streaming, immagino che invece sentiremo un brano estratto da questo lavoro, da questo vostro ultimo fatica che si chiama Worn Out, invece il brano qual è? Esatto, questo è Homeless, è tratto proprio da Worn Out. Ed è anche il primo brano dell'album. Apre il nostro lavoro, sì. Benissimo. Voi avete già aperto la saga del peperone, mi arrivano notizie, beh, quindi poi magari vi mettete d'accordo con Andrea, esatto, per dargli i contenuti. Benissimo, questa Homeless qui al salotto Worse Than Barras. Don't you know what it's like to be in my place? What if you don't even notice me? We're living the same world, but for me, it's not nothing but empty air.
grazie. Worse Than Barras, questa era Homeless, che è anche il brano che appunto apre questo vostro CD, che io ho qui diciamo in mano, adesso non si può vedere fisicamente, ma si può trovare diciamo anche online, diciamo c'è qualche Online modo. sì, in tutti i digital store come si dice, Anche voi, Spotify e cose simili, sì. Perfetto, perfetto. iTunes, che è bello da dire, sì, ci siamo. C'è anche lì, siete ovunque diciamo, quindi da quanto è che è uscito il vostro album? È quasi più o meno un annetto, direi, che lo portiamo un po' a spasso, in versione di solito elettrica, con due chitarre belle cicce e tanto casino, ma ci piace anche adattarci alle situazioni e spolverare l'unplugged. Questa sera diciamo sentiamo un semi-unplugged, Assolutamente sì. come senso. Bene, qual è il prossimo brano invece? Il prossimo brano peschiamo ancora dalla storia di Worse Than Barras e si chiama Just Waiting, è un lentone, quindi chi vuole darsi dei baci, abbracciarsi è il brano giusto. È il momento giusto, c'è anche un po' di brezza, quindi perfetto.
Grazie.